Tra i tanti problemi sofferti dalla oramai quasi millenaria Basilica di San Marco, certamente uno dei principali è costituito dall'acqua. Acqua salmastra che dai massi di fondazioni immerse nelle falde superficiali risale per capillarità nel membratorio spiccato, concentrandovi sempre maggiori e oramai abnormi quantità di cloruro sodico che con gli ininterrotti cicli di scioglimento e ricristallizzazione aggredisce tutti i materiali che la costituiscono. Ma negli ultimi tempi la frazione maggiore dei sali viene certamente apportata dalle acque alte che allagano la fabbrica con una frequenza purtroppo via via maggiore. Basta pensare che nell'ultimo decennio la media delle invasioni del suo nartece, cioè il portico d'ingresso della chiesa, ha superato oramai i 120 annui. E ogni sopracomune di marea, sommergendo talvolta per più di 1 metro la basilica, esaspera la degradazione delle pietre, delle croste marmoree che la rivestono, e fatto particolarmente preoccupante poiché il loro spessore esilissimo di rado supera i 3 cm, aggredisce le pavimentazioni, la preziosa pavimentazione in opus sectile e tessellatum arriva a aggredire anche i mosaici, in alcuni casi provocando e inducendo anche purtroppo dissesti strutturali. Dissesti pericolosi, come quelli subiti da 2 coppie di colonne poste ai fianchi del portale di San Pietro, uno dei varchi che collegano il nartece alla chiesa. Si tratta di colonne libere, cioè aventi una sola funzione ornamentale, montate a San Marco nei primi decenni del 200 e interamente composte da elementi di spoglio. A partire dai capitelli, risalenti alla prima metà del IX secolo, che per la loro altissima qualità di intaglio e la presenza delle teste dei leoni e delle aquile, evidenti segni di potere imperiale, hanno spinto gli storici a ritenere che questi appartenessero a qualche corpo di fabbrica del Palazzo Imperiale di Costantinopoli e che siano stati esportati quindi in conseguenza degli avvenimenti della Quarta Crociata. I loro fusti sono in marmo di Aquitania, un litotipo estratto da cave poste sul versante francese dei Pirenei. I fusti provengono da Aquileia, quasi certamente da Aquileia, prelevati da un edificio antico con ogni probabilità abbattuto da un sisma. Questi fusti, inizialmente monolitici, infatti risultano essere stati ricomposti dalle maestranze che li montarono a San Marco, utilizzando perni e grappe metalliche poste in corrispondenza delle loro fratture e poi applicando anche qua e là qualche grande tassello di integrazione per integrarne le mancanze e renderle tutte della stessa altezza. Ed è stata proprio l'ossidazione dei perni metallici interni, che è stata ovviamente innescata dalle continue bagnature delle acque alte, ad aver provocato gravissime lesioni al piede dei 4 fusti e in un paio di casi contenute provvisoriamente da cerchiature e fasciature provvisorie come quella che vediamo applicata subito dopo il terremoto dell'Aquila. Nei giorni seguenti la grande acqua alta del 31 ottobre del 2018 è constatata la piegatura di una delle alette di una delle 2 cerchiature applicate una quarantina d'anni or sono, che era stata accompagnata anche da una pericolosa cricca, da una frattura del metallo. Il piede del fusto è stato immediatamente cercato provvisoriamente con reti di acciaio e resina epossidica, stendendo poi un progetto e, dopo aver ottenuto le autorizzazioni necessarie, avviando l'intervento di consolidamento. Per consentire lo svolgersi delle operazioni è stata installata una struttura in carpenteria metallica dotata di una trave sbalzo, a cui è stato poi agganciato il palanco di tiro, necessaria per poter procedere con il sollevamento dei fusti di una qualche decina, 10, 20, 30 cm al massimo. L'operazione ha richiesto dapprima la rimozione dei capitelli, che sono stati sollevati,
e depositati sull'impalcato intermedio della struttura metallica. Naturalmente i blocchi marmorei sono stati preventivamente protetti con bendature nelle parti a contatto con le fasce e le cime di legatura e sono anche stati liberati dai tiranti metallici che li collegavano tra loro e con le murature retrostanti, mantenendoli in equilibrio. Una volta compiute queste operazioni, i capitelli sono stati agganciati al paranco, rimossi e depositati su questo impalcato. Nell'immagine si può vedere la superficie di contatto tra la parte superiore del fusto della colonna e il capitello, con la presenza di un perno centrale fissato a piombo al momento del montaggio a San Marco. Più arduo si è presentato il sollevamento dei fusti per le numerose fratture che erano presenti nel loro corpo. Per evitare che questi si disarticolassero durante il sollevamento, i fusti sono stati stretti con 3 cerchiature collocati in alto, al centro e in basso del loro corpo e tra loro collegate con delle barre dotate di tensori. Una volta montate queste cerchiature, i fusti sono stati precompressi agendo sui tensori, sollevati infine senza danni. Con l'innalzamento dei fusti è apparsa la grave e gravissima ossidazione dei perni e anche di alcuni cunei inseriti tra le parti marmoree che avevano determinato queste gravissime fratture. I frammenti marmorei del piede delle colonne sono stati rimossi uno a uno e infine ricomposti unendoli tra loro con una resina epossidica adatta per gli incollaggi strutturali. Il grande tassello di integrazione che era stato posto dalle maestranze che avevano restaurato le colonne prima di montarle a San Marco è stato riunito tra le parti, colmato con malta areoplastica, imperniato con perni in acciaio inossidabile e dotato di un perno centrale in acciaio inossidabile di collegamento con la parte superiore con il boncone del fusto superiore. Questo tassello è stato ricollocato in posizione e, una volta creato il fusto, tutto è stato raffermato mediante delle collature di piombo fuso. Le cerchiature che avvolgevano il piede di questa colonna sono state rinnovate con altre, sempre in acciaio inox, riscaldandole per poterle dilatare e realizzare la collatura di piombo in maniera tale che il ritiro del metallo conseguente al raffreddamento ottimizzasse l'effetto di compressione radiale esercitato dei 2 anelli. Sui capitelli, infine, una volta ricollocati in posizione e fissati sempre con collatura a piombo, sono stati riposizionati i tiranti metallici, integrandoli con alcune barre, coppie di barre inclinate, sempre in acciaio inox, per migliorare il mantenimento in equilibrio delle colonne nei confronti di sempre prossime eventuali sollecitazioni sismiche. Concluso il consolidamento della prima coppia di colonne, la struttura metallica è stata sollevata con martinetti a viti di qualche centimetro per sottoporvi 2 binari ed è stata trainata dall'altro lato del portale di San Pietro, sottoponendo le restanti 2 colonne a una serie di operazioni di consolidamento analoghe a quelle che ho illustrato in precedenza. L'intervento, uno dei tanti condotti dalla Procuratura di San Marco per rimediare ai danni delle acque alte, si è svolto tra il luglio e il novembre del 2019. Grazie.